E continuiamo con la nostra rubrica dell'estate dedicata ai consigli per la lettura. Oggi voglio parlarvi di L'idiota di famiglia di Dario Ferrari, ispirato alla laboriosa biografia familiare di Gustave Flaubert e dedicata appunto alle dinamiche familiari che si possono creare all'interno di ogni nucleo, laddove ci sono delle figure così contrastanti come quelle previste all'interno di questo romanzo. Infatti è la storia della famiglia Nieri, i cui componenti sono prima di tutto Professor, il professore di filosofia ammalato di Alzheimer. Il figlio Igor, invece traduttore, dedito alle letture, che vive in modo conflittuale la figura del padre e il rapporto con il padre. E la sorella di Igor, una scombinata studentessa universitaria che ha avuto un figlio la cui paternità è sconosciuta, tanto amato dal professore Hess, da questo professore di filosofia che, ripeto, ha sempre visto nel corso degli anni nella figura del figlio traduttore una professione poco sicura e poco certa. La storia si sviluppa soprattutto nella zona di Viareggio, dove ci sono state nel tempo delle vicissitudini politiche legate al mondo dell'università. È un libro che consiglio a chi ama le storie familiari ed è un libro che consiglio anche a chi, appassionato di letteratura, può ritrovare all'interno di questo volume la figura dell'idiota di Dostoevskij, che va vissuta proprio non come un'offesa, ma come la figura di quella persona che vede il mondo della realtà in una posizione diversa rispetto al senso comune. Infatti l'idiota è quella figura che va vista di traverso rispetto ai pensieri comuni. Quindi consiglio per le nostre estati, per le nostre giornate sotto l'ombrellone, L'idiota di famiglia. Buona lettura e buona estate a tutti!